Già un primo dossier è partito, che ovviamente sarà aggiornato numericamente come comuni e anche come cifre, che avanza una richiesta di circa mezzo miliardo di euro di primi danni accertati. 500 milioni di euro, questa è la prima stima prudenziale dei danni causati dal maltempo in tutta la regione. Le richieste maggiori arrivano dalla pianura, che non era ancora del tutto riuscita a riprendersi dalla disastrosa alluvione del 2010, ma anche la montagna soffre, sommersa com'è sotto metri e metri di neve, che continua a provocare disagi a non finire, che ha paradossalmente mandato in tilt tutto il sistema turistico invernale. Le slavine a ripetizione continuano ad interessare l'Alto Bellunese e sono il motivo della chiusura di tutti i passi dolomitici. Nelle prossime giornate sembra siano garantite ampie finestre di sereno e con il bel tempo probabilmente la situazione sarà più chiara. Nel dossier che la Giunta regionale ha inviato oggi a Roma è specificato che i danni arrecati dalle abbondanti precipitazioni nevose sono ancora di difficile quantificazione, poiché subordinati alle verifiche che potranno essere svolte solo in condizioni compatibili con l'effettuazione dei necessari sopralluoghi, nonché dell'acquisizione dei consuntivi relativi alle straordinarie spese sostenute per la rimozione della neve accumulata nei centri urbani e turistici della zona montana colpita. Nel bilancio cercheremo di fare il possibile, però è una goccia d'acqua in un mare in tempesta, nel senso che dopo aver lasciato 21 miliardi di tasse a Roma ce ne restano pochi a casa, per cui non vorrei mai trovarmi nella condizione di dover veramente arrabbiarmi, perché da un lato versiamo 21 miliardi di tasse e dall'altro i nostri veneti restano ancora in mezzo al fango e all'acqua. L'ondata di maltempo si è ripercossa pesantemente sulla stagione invernale di Cortina d'Ampezzo. Il brutto tempo e le continue nevicate hanno bloccato impianti e turisti. Ora vediamo di ripartire, dice il vice sindaco Enrico Pompanin, e cerchiamo di far rimborsare ai cittadini e agli esercenti almeno i danni subiti dai beni mobili e immobili. Il Comune ha predisposto per la richiesta di risarcimento un modulo scaricabile anche dal sito internet comunale che entro il prossimo 13 febbraio va restituito, compilato e firmato. I documenti potranno essere riconsegnati a mano via email o fax.